Amici bellini, ci andiamo a rivedere un po' di screenshot, sempre con calma, perché è notte, e senza urlare, perché non ci piace urlare, dobbiamo stare calmi e analizzare, mentre vedo che il resto della Serie A ha delle problematiche, quindi noi facciamo bene ad approfittarne. Cominciamo. I rumori. Sei un nemico del Napoli. Ma tu non puoi classificare chi non la tu pensa sei un come nemico del Napoli. Ma non è così. Tu sei un nemico del Napoli. Adesso hai fatto lo show, tutti i siti Perché? ti riprenderanno. Perché Ma non è così. Se tu dici che ma sotto non è che lo chi la scudetto- pensa in modo diverso da ma me è se il tu nemico ti del stai dando Napoli. al Napoli questa responsabilità, Ma certo che me che la se prendo. non vince lo scudetto è un'annata così, tu sì. sei un nemico del Napoli. Va bene, bravo. Ma non urlate, non urlare, ma perché urlate? Vi litigate tra di voi. E poi è incredibile perché nello stesso segmento, se voi andate a vedere, io riesco a essere in disaccordo con tutti e due. È qualcosa di spettacolare, il calcio è bellissimo. Benvenuto Karate Kiddo, e lasciate un like per il Napoli che approfitta alla grande di vari scivoloni, e domani magari lo facciamo un riepilogo perché oggi tocca a Inter e Lazio e in qualche modo su qualcuna a qualche punto lo dobbiamo prendere. È matematica e la matematica non inganna, quindi voi lasciate un like per questo e noi ci affacciamo gli screenshot mentre gli altri urlano. Io preferisco fare un po' di analisi, la calma della nostra oasi. Cominciamo con questa immagine qui, che può sembrare fuori contesto, ma in realtà nell'esultanza di Neres anche sui social, l'impatto che ha avuto Neres, mica male, continua, anzi, il suo impatto che ha avuto sul Napoli alla grande. E c'è stata l'esultanza di Kvara, c'è stata l'esultanza di Mario Rui sul social, ci sono stati grandi abbracci da parte di Ngong, questo è importantissimo, lo sapete, all'interno del gruppo, anche quelli che giocano di meno, che si sentono parte di una storia, di un percorso che si sta facendo, è molto molto importante. Poi mal di schiena, ma purtroppo l'età è quella che è, mentre Neres senza mal di schiena è una forma sbagliante, anche perché ha corso, lo vedremo nelle ultime slide, ha corso fino alla fine e ce l'ha messa proprio tutta. Comincia con questo svirgolo e lì veramente che peccato, e assomigliava tanto alle diverse occasioni che anche Kvara ha sbagliato sotto porta, dove Kvara non ha avuto il beneficio del dubbio, l'hanno attaccato dappertutto, Neres è fresco e quindi non lo attacchiamo, poi si rifà alla grande. Ma comincia su un cross di Di Lorenzo, qua doveva impattare un pochino meglio, purtroppo la svirgola. E il Napoli, come al solito, e questa è una conferma della squadra di Conte, comincia sempre forte, questo ricordiamocelo, porta sempre tanti giocatori in aria, Olivera va sempre, alle volte arriva anche Anghissà, insomma questa è una cosa che il Napoli rispetto all'inizio della stagione lo sta facendo con più continuità, si prende di più il pallone e quindi crea i presupposti. Poi nel primo tempo è mancata un po' di precisione e dopo lo vedremo con i numeri, perché io mi sento di dire, e faccio anche un passo indietro, perché il peggiore primo tempo del Napoli assolutamente no, quindi in quel caso ha ragione la mia community quando dice ma non è stato così disastroso. Ci sono stati i primi tempi peggiori, però evidentemente io stavo soffrendo l'importanza della gara venendo dalle sconfitte, e a questo punto mi spiego anche il perché Conte era così nervoso in conferenza. Soffre perdere più di quanto ama vincere e questo alle volte è importante. Quindi faccio subito un passo indietro e rianalizzo, rivedendo la partita senza il patentà. Il Napoli qualcosina l'ha creato anche nel primo tempo e c'era un certo equilibrio, però non dei duelli. Ci arriveremo ai duelli perché per esempio qualche pellecchia è capitata. In questo caso prendiamo Buongiorno che inciampa un po' sul pallone, viene anticipato, la palla finisce a Toven che la tirerà alta dal limite dell'area. Questo è un altro spunto che ci siamo dati, visto che Meret nell'allungo alle volte potrebbe allungarsi di più. Gli avversari studiano come studiamo noi, così studiano gli avversari, e da fuori ci provano. Toven la tira altissima per fortuna. Qui invece Neres un grande spunto tra due avversari, trovandosi qui sul piede suo è chiaro che deve provare a tirare. D'altra parte Lukaku qui non c'è perché era in pressing ed è stato uno dei pressing di Lukaku a recuperare il pallone. Qui il tiro di Neres verrà un po' strozzato
non prende la porta, però già si vede che sta vispo, sta brillante, nell'1 contro 1, anche nell'1 contro 2 crea pericolo. Poi arriva sto rigoraccio e si vede proprio che Lobotka istintivamente cerca di proteggere la faccia, si mette così, però capisco anche fondamentalmente che aumenti un po' il volume del corpo. Non avviene su tutti i campi, lo registriamo, però sto rigore ci può stare. Viene da una palla persa da Politano e nella transizione sì, il Napoli si schiaccia un po', me l'aveva detto qualcuno in live, ma è costretto a schiacciarci perché la devi scappare perché sei a palla scoperta e quindi devono scappare tutti. Hai capito? Deve scappare. Chissà che altro avrò fatto. Dove va? E che ne so io? Per creare almeno superiorità numerica in aria. Poi muove bene il pallone all'indietro l'Udinese e a quel punto Lobotka prova ad uscire sul cross di Zemura, ma viene colpito. E qui, dopo averlo rivisto più volte, confermo la mia impressione che ho avuto nella reaction. Il tiro di Tuven è talmente centrale che stavolta l'errore di Meret è stato spingere troppo. E tu, se battezzi un angolo e lo intuisci anche, è giusto, perché tu devi spingere, devi provare a coprire tutta la zona, alla tua destra o alla tua sinistra, e se la palla fosse arrivata qui, su quella X, Meret probabilmente ci sarebbe arrivato in allungo. Essendo spinto, sì, troppo, ovviamente la palla gli arriva in questa zona delle braccia e delle mani e quindi la palla torna verso il centro invece di poterla spingere fuori. Non si può dire errore di Meret qua, mi dispiace per chi si vuole accanire. Meret ha spinto bene questa volta. È stato sfortunato perché Tuven l'ha tirato proprio male. Continua la ricerca spasmodica del Napoli nel trovare situazioni da calcio d'angolo che siano più efficaci. Stiamo contando tanti calci d'angolo, ovviamente il Napoli che prova tanti cross arriva ad avere tanti calci d'angolo. L'idea è quasi sempre quella di far arrivare il pallone in questa zona, trovare una spizzata e poi chiudere sul secondo palo. In questo caso ci riusciamo, la palla arriva ad Anghissà che la tirerà praticamente di punta e fa una bella parata il portiere. C'era anche il difensore, ma insomma Anghissà ha dato la sensazione proprio di voler segnare oggi. E il primo tempo fondamentalmente scivola con qualche altro cross ribattuto, non preciso, insomma Napoli ci prova, però qualche duello di troppo lo perde e dopo ve lo faccio vedere, ma rientra in campo con un altro piglio. E la posizione di McTominay, che insomma ci possiamo pregiare su questi canali di aver detto ma perché non lo arretri un pochino? E in effetti la posizione di McTominay è questa qui. Sottolineiamo che questa palla la recupera Neres, perché dobbiamo sempre sottolineare la fase difensiva in modo tale che un giorno possiamo chiedere a Conte si arrabbia, l'hanno fatta la domanda. E perché non può giocare con Politano? Può giocare con Politano, sì. Non li vuoi vedere Kvara e Neres insieme? Lo scopriremo se Politano magari si prende il famoso raffreddore. Purtroppo è difficile, però Neres la fase difensiva la fa, recupera questo pallone e già qui si vede che la marcatura su Lukaku in questo momento è un po' più lasca, però quello che mette in difficoltà l'Udinese è anche la posizione di Oliver, che stiamo vedendo come i terzini finiscono in zona di mezzala e quindi se McTominay resta, Olivera sta in quella zona, che deve fare il braccetto dell'Udinese? E questo è Biol e questo è Giannetti. Quindi vedete che l'accoppiata ci sta e il braccetto dell'Udinese non sa se deve andare fino in fondo a seguire McTominay, se deve tenere un occhio su Neres per non lasciare l'1 contro 1 con Ezipue. Insomma, una cosa studiata che nel primo tempo si è fatto di più col passaggio lungo a scavalcare, passaggio alto, e lì non siamo precisissimi. In questo caso però, passaggio rasoterra, si è creato lo spazio e McTominay trova sto filtrante rasoterra preciso proprio col contagiri e qua fa partire Lukaku in velocità. Tra l'altro va sottolineato che Lukaku ha una buona velocità in sprint. Se riusciamo a mandarlo, e questo me l'avete detto anche in tanti, se invece di farlo giocare sempre spalle alla porta lo riusciamo a mandare in profondità, in mezzo agli spazi, nello sprint, nell'allungo può ancora essere pericoloso. E dopo il gol Lukaku manda un bacio, ma non lo manda a Conte, lo manda a quanto è bello Oriali.
E qua mi sa che forse nello spogliatoio, qua me la invento proprio perché non possiamo sapere, mi sa che Lobotka si sentiva un po' in colpa per il fallo di mano, eh? Quindi nello spogliatoio, oltre a dire Conte, guardate che questa partita dobbiamo andarcela a prendere, dobbiamo continuare quello che stiamo facendo con più intensità, con più velocità, secondo me Lobotka era un pochino demoralizzato. E qua Lukaku lo rincuora, dice visto, non ti preoccupare, adesso stiamo pareggiato, quello che hai fatto non conta più niente, continuiamo e questa partita ce la andiamo a prendere. Ed ecco lo slalom di Neres che poi porterà all'autogol di Giannetti, che porta la firma di Neres. Io non voglio sapere niente, Sottolineiamo, e qua io vi ho detto, non ho visto questa grandissima partita di Oliveira, però ha fatto una buona partita, non l'ottima partita che abbiamo visto fare 3-4 partite fa, però una buona partita soprattutto di movimenti senza palla, e sapete quanto sono importanti. Vedete che l'andare avanti e andare in questo caso verso l'esterno, cosa opposta, permette a Neres di andare in slalom per vie centrali. E questa è la cosa che mi è piaciuta di più. Sbilancia un avversario perché gli coprono il sinistro, giustamente, e si trova la palla sul destro, come adoro quando Politano crossa anche col destro, come adoro quando Kvara tira anche col sinistro, e qua ho adorato Neres che ci ha provato con il destro. Ovviamente si crea lo scompiglio, la palla viene ribattuta, c'è il famoso batti e ribatti, ma ci hai provato anche col destro e quindi sei stato imprevedibile. Bellissimo anche il terzo gol, molto diverso dagli altri perché ci fa vedere tocchi di prima. Dopo tanti tocchi in possesso di palla insistito del Napoli, vediamo la solita situazione con Lobotka difensore centrale, cioè che fa partire la costruzione in mezzo a Rachmani e Buongiorno. Vedete McTominay e Anguissa in questa zona qui, Oliveira sempre in questa zona ibrida. In questo caso la palla arriverà direttamente a Di Lorenzo in posizione di centrocampista centrale. Tra l'altro qui Di Lorenzo avrebbe anche l'opportunità di scambiare direttamente di prima con Anguissa sulla corsa, ma probabilmente sente alle sue spalle Simeone, che per fortuna è in posizione regolare, e secondo me Di Lorenzo non la tocca nemmeno, fa un velo che manda fuori tempo il suo avversario. La palla arriva a Simeone che farà lui il passaggio di prima con il contagiri, pallone che finisce su Anguissa che a questo punto prende ancora più velocità, verrà inseguito da vari avversari, in questo caso fa proprio un gol alla Lukaku. Anguissa resiste a una carica, dopodiché qui mi sento anche di dire, riguardando il replay, ha fatto bene a tirare, mettiamo le cose in chiaro, però uno che ha pochi gol nelle gambe. Stavamo sul 2-1, vabbè, te la prendi, te lo prendi il rischio all'80. Però c'è Neres abbastanza libero e qua se il portiere sta in uscita tu la dai a Neres che la appoggia praticamente sul sinistro e è ancora più sicuro. Però aggiungo, avrebbe dovuto dargliela qua, quindi un poco prima, perché in questo momento Neres si trova sulla linea, poco prima della linea con il pallone e non sarebbe stato fuori gioco, altrimenti se gliel'avesse passata al momento del tiro probabilmente, visto che la palla sta più o meno là, Neres sarebbe stato fuori gioco. Quindi bravo Anguissa, e a Neres diamo comunque la palma del migliore in campo insieme ad Anguissa. Neres è un personaggio particolarissimo, tra l'altro, mentre a fine partita tutti che esultavano, che ridevano, lui stava serissimo così, pare che il fatto non è il suo. Anche la famosa esultanza che ha fatto, questa dell'uccello, dell'airone, dell'aquila, non lo so, è sicuramente particolare il ragazzo, ed è piaciuta molto, perché io qua credo che questo fosse Spinazzola, che dice ma che hai fatto, cago, fa così, chissà dietro alle quinte che cosa c'è, se c'è qualcuno che lavora nel Napoli che sa tutte queste cose fatemelo sapere, che io mi diverto, mantengo il segreto, non vi preoccupate. E tra le altre cose che non si vedono negli highlights, nel momento del premio ad Anguissa, il man of the match, player of the match Panini, si affianca a Ngong e dice ma faccio pure la fotografia, un altro personaggio Ngong senza rivali, un simpaticone, veramente un mattacchione. Ma non è il solo, perché poi arriva anche il capitano a rompere un pochino i cosiddetti al povero Anguissa che si deve fare questa fotografia, e non riesco a capire che è successo nello spogliatoio, o meglio che cosa si sono detti, o meglio cosa succede poi, perché questo fatto che entrambi si mettono le mani nei pantaloncini
mentre si fanno la foto con chissà, una curiosità, non so se non saprei cosa vuol dire questa cosa, però c'è un clima sereno, mi fa piacere. Le altre cose che non si vedono, quando vi dico il Napoli parte forte al secondo minuto su questo cross di Politano, che bellezza. Questi sono i miglioramenti che chiedevamo a Conte, cioè squadra che attacca, che ha il pallino del gioco, che non sta troppo rintanata in difesa e che riempie l'area. Lukaku, Anguissa, McTominay, Olivera e Neres. Quello che ti ha portato forse a fare qualche passaggio lungo in più è questa pressione dell'Udinese, che veniva anche alle volte a prendere Meret, poi c'erano tutti gli accoppiamenti, insomma è nella tattica dell'Udinese venirti a prendere alto, e lì si crea quell'idea per McTominay un pochino più basso che ti porta via un uomo o aumenti almeno la superiorità a centrocampo. Capolitano non l'ha già capito, perché non dico tirare, perché magari col destro lì così, però una palletta qua magari Lukaku ci arriva. Le letture, questa è una cosa che Conte ci può fare poco, i ragazzi una volta la indovinano, una volta no, sempre esseri umani sono, anche perché poi io mi trovo a prendere le immagini e parliamo delle giocate dei singoli, però per esaltare Neres non andate ad insultare Politano che si è preso collera e ha risposto sui social. Ne approfitto per ricordarvelo che sono ragazzi spesso sensibili, alcuni non si fanno problemi e non se ne fregano proprio, altri ne soffrono. Guardate cosa sta succedendo a Vlahovic, e si sta rovinando un rapporto dove è difficile tornare indietro, perché poi Vlahovic ha muso duro con la curva, lo insultano continuamente. Ragioniamoci prima perché poi insultare Politano non ti porta niente in termini di punti, e se sei un tifoso del Napoli reagisci quando Politano non tira o fa un errore o perde una palla, anche se fa un autogol. Ma una volta che è finita la partita non mi sembra il caso di andare sui suoi social. Rigore netto, non ne ha parlato nessuno. Qua Zibue prenderà la palla, ma prima della palla prende netto il polpaccio di Olivera. Rigore netto, numero 1. E questo era al 17° minuto. Il rigore di Robot che arriva dopo. Quindi 1-0 per il Napoli, ipotetico. E la partita si mette con meno ansia. Simulazione di Lucca, ridicola. Proprio su questo rilancio di Ezibue, Lucca prende posizione su Buongiorno, si ferma, guarda Buongiorno, si ferma e gli dà la spallata. Buongiorno lo abbraccia perché se lo ritrova addosso. Lucca comincia a urlare. Dopo aver urlato, nell'accacciarsi a terra, decide di toccarsi la faccia. Dice: proprio qua mi ha preso. Non è così, andatevelo a rivedere. 17° minuto, simulazione, 2 turni di squalifica per aver cercato di ingannare l'arbitro e aver cercato un cartellino giallo per Buongiorno, che poi lo porta alla squalifica alla 36esima giornata. Ma perché? E in ultimo questa idea. Da Buongiorno a Olivera, palla lunga a scavalcare, dopo la palla non era precisa, Olivera non la controlla benissimo, ma questa era una delle idee. Prima delle pagelle, senza urlare, posizioni medie, confermatissime, con McTominay più dietro, un po' più dietro di Anguissa, che è bellissimo vederlo dal vivo, sentirsi coinvolti nelle idee di Conte. Neres, che come fase difensiva arriva fino alla zona di Buongiorno, così come Politano, quindi siamo lì. La differenza tra il primo tempo e il secondo tempo, perché come possesso di palla ci siamo, se togliete il rigore come expected goal ci siamo in equilibrio, possesso palla meglio noi, ci siamo in equilibrio come XG, ma è qui vedete le palle lunghe nostre solo il 50% a buon fine, i cross solo il 17% a buon fine, dobbiamo migliorare con la precisione dei passaggi, e i duelli, che vi dicevo dei duelli, vince il 56% dei duelli l'Udinese. Questo dato cambia nel secondo tempo, 57% vince il Napoli. Quindi io non sono pazzo che il secondo tempo è stata un'altra partita, con l'Udinese che fa 0 di XG e Meret si può fumare, non si fuma, meglio non fumare. Quindi sempre senza urlare, io do 6,5 a Meret perché c'era arrivato. Do 6,5 a Di Lorenzo e 6,5 a Olivera, perché stanno facendo questo lavoro centrale che non è da tutti, ed è un lavorone un
po' di meno a Rachmani e Buongiorno, che qualche sbavatura. Rachmani non ha fatto grandi sbavature, però 6 Rachmani, 6 Buongiorno, perché poi non ha portato grandi cose. Però Buongiorno, attenzione, stiamo abbassando leggermente le prestazioni, non stiamo, però occhio. Lobotka 6 fa delle cose quando controlla il pallone tra 5 avversari con una tranquillità assurda. Si abbassa un po' il voto perché procura il rigore, paio di passaggi di Spagna, ma veramente poca roba. Ovviamente diamo 6,5 a McTominay, autore di un primo tempo un po' anonimo, ma nel secondo tempo fa quel passaggio che vale tutto, vale tutta la partita, e diamo 7 ad Anghissà, che poi in crescendo chiude la sua partita anche con il gol. 6 Politano, sapete perché? Perché potrebbe aver avuto anche 5,5 in una partita dove non era ispiratissimo, ma fa un fallo da ammonizione, blocca una ripartenza. Grazie Politano, è così che si fanno i falli, anche quando devi spendere il giallo. Lo spendi e loro non ripartono. Quindi, al contrario del fantacalcio, quando prendi un cartellino giallo, per me si aumenta di mezzo punto. 6,5 a Lukaku. Siamo a 6 gol più 4 assist. Se continua così, io come rendimento, a livello proprio di numeri, io sarò contento a fine anno. Poi si penserà a qualcuno di più performante. Nel frattempo teniamocelo così, e voglio dare però 7,5 a Neres, se permettete, proprio per non creare nessun tipo di equivoco. Dai il voto basso a Neres perché Kvara... No, amo Kvara alla follia, amo Neres allo stesso modo. Ha fatto la stessa partita di Kvara, la solita partita di Kvara, dove è un po' isolato, poi crea lo scompiglio, è un pericolo pubblico, e un giorno spero di poterli vedere insieme. Non voglio dare voto a Raspadori, Ngong e Gilmour, poca roba, però un 6,5 a Simeone, lasciatemelo dare. Assist in pochi secondi, fa tante cose belle, se lo merita il ragazzo. E tant'è, temo di essere stato lungo, ma che ce ne importa, l'analisi è una alla settimana, quindi deve essere bella pregna di tutti i contenuti possibili e immaginabili. Domani ci tengo moltissimo a fare il recap dopo la partita, per fare il recap della Serie A, perché abbiamo visto cose molto sfiziose, abbiamo visto anche il Genoa e ci possiamo preparare anche alla partita col Genoa, perché è una squadra che non perde da quando è arrivato Vieira. Il Milan ne ha fatto faccia al muro, la Juventus poi avete visto, no? Io ho chiuso la live poco prima che è successo la qualunque col Venezia. A Roma ha perso, e lì rivendico tutta la mia previsione di una squadra che sì, potrà vincere un paio di partite, ma poi inciamperà ancora, ne potrà pareggiare un paio, poi perde, poi ne vince un'altra. E insomma, quando la stagione si mette in un certo modo, e noi ne sappiamo qualcosa, non c'è allenatore che tenga. Quando vige il caos sarà. Quindi la discontinuità dalla Roma me l'aspetto, dal Milan me l'aspetto, non me l'aspettavo dalla Juventus, e dobbiamo approfittarne. Ha perso pure la Fiorentina, dai, con italiano. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Lasciate parecchi like, così domani l'analisi della Serie A viene più bellina.